Ok, allora per parlare degli svantaggi si può iniziare citando il fatto che nonostante l'Unione Europea si sia impegnata in molti progetti come con l'Erasmus o anche in altri progetti per aiutare paesi più in difficoltà come la Siria e la Libia, ha tralasciato un po' il fatto delle immigrazioni dall'Asia e Africa, a cui alcuni sostengono che avrebbe potuto fare di meglio. Un altro problema che caratterizza l'Unione Europea è la politica eccessivamente austera, scusate, imposta dai vertici dell'Unione. Poi la mancanza di cooperazione con altri stati importanti, altri continenti importanti. Infatti l'Unione Europea, nonostante sia una raccolta di tanti stati, si isola in se stessa da un punto di vista militare. Un altro motivo per cui stare con l'Unione Europea potrebbe essere dannoso è che stare nell'Unione Europea è molto costosa, e anche i finanziamenti, considerato che devono essere diffusi per tutti i 28 stati. L'Italia ha consegnato ad esempio nel 2014 13 milioni di euro all'Unione Europea. Ah, Poi l'Unione Europea ha incitato anche una sovrapproduzione agricola che ha recato solo danno. Inoltre c'è stato il cambio dell'euro dalla lira all'euro, che ha impoverito l'Italia perché c'è stata una grossa svaluta della moneta. Inoltre, con la banca europea, ogni Stato non può più gestirsi bene le proprie risorse, che vengono proprio gestite dall'Unione Europea. Allora, molti sostengono che questi difetti nell'Unione Europea siano molto gravi, però considerando che l'Unione Europea è riuscita a mantenere pace nell'Europa per molto tempo, si può concludere che questo progetto è stato positivo. Frase.